mi chiamo Coppo Mirko e sono il gestore del Bistro San Giustino, qua dentro il centro storico. Ecco, perché lei ha versato 20 euro? Ho versato 20 euro perché per l'occasione ero lì, ho dato 20 euro, ma faremo altri versamenti. Ecco i trevigiani che ci credono e che vogliono che le mura castellane tornino sicure e soprattutto percorribili. 2 euro per un mattone, l'iniziativa del comune che chiede il sostegno di tutti per un intervento economicamente molto importante. Ma come si fa per poter partecipare al restauro delle mura? Semplice, basta fare un bonifico bancario, il codice IBAN lo vedete in sovraimpressione, oppure venire a Castelfranco e naturalmente fare un versamento presso gli uffici del comune, vi sarà rilasciata ricevuta regolare. E la risposta non sta mancando, con i cittadini che hanno chiesto ad Antenna 3 di apparire perché mettendoci la faccia anche altri possano imitarli. Se aspettiamo sempre che arrivi la manna del cielo per sistemarlo non va bene, bisogna darci da fare tutti quanti, partecipare, piccola offerta, tutti insieme possiamo farcela. E poi c'è la sana competizione con la vicina Cittadella. C'è un po' di invidia per Cittadella che ha già restaurato. Sì, invidia per Cittadella c'è. C'è da dire che hanno cominciato a restaurarli 20 anni fa, e quando in tempi meno sospetti, meno difficili economicamente, e hanno finito l'altro giorno. Certo che Cittadella ha solo le mura, noi abbiamo anche il Giorgione, non so, abbiamo il Giorgione, abbiamo il Radicchio, abbiamo tante altre cose. Quando avremo le mura Cittadella non so, forse lo cancelleranno da carta geografica.